sindaca Callonzai, 2 minuti e poi passiamo alla votazione. Buongiorno a tutti, grazie Presidente. Allora, io qua oggi sono in doppia veste, sindaco di Olzai, che ieri in Consiglio abbiamo già deliberato e abbiamo dichiarato il nostro no al deposito delle scorie nucleari. Sono veramente qui anche per chiedere rispetto, veramente abbiamo bisogno di rispetto per il popolo sardo che nel referendum del 2011 col 97% ha detto no al deposito delle scorie nucleari. Quindi mi sembra che sia un'imposizione veramente come dire, molto forte. Non hanno avuto rispetto neanche di una scelta che è stata presa da un intero popolo, perché è vero che si diceva dov'è quel 3% che avrà votato ed è giusto, no? A favore, però dobbiamo rimarcare il forte e l'alto numero delle persone che si sono presentate e hanno dichiarato no al deposito delle scorie nucleari. Sono anche esponente del Comitato Non Nucleus Scorie e chiedo a tutti i sindaci di una stretta collaborazione col Comitato, perché è probabile che sarà necessario un'altra non nuclei day, dove continueremo quindi a ribadire il nostro no e poi chiedo anche sempre in termini di collaborazione che noi abbiamo già acquistato le bandiere non scorie e quindi tutti quei comuni che ancora non ce l'hanno, io nel mio comune ho pensato anche già di esporla e quindi invito tutti i sindaci a esporre la bandiera non scorie e tutti quelli che non ce l'hanno l'avranno, saremo noi a portarla di persona. Io ringrazio il Presidente e il tavolo dell'organizzazione che veramente ci ha invitato qui oggi perché era doveroso da parte nostra essere presenti. Un grazie veramente, buona giornata a tutti, ho finito. Allora,